E piscitiera là vicino. Pronto? Buongiorno, chi è? Don Franco, Don Francesco? Sì, chi è? Ma Madri- chi parla? Ma mi avete riconosciuto, signor Francesco? No. E non potete perché non ci conosciamo. Si presuppone che uno se deve riconoscere a qualcuno è perché di base si conosce, no? Sì. Io non vi conosco, però diciamo ho questo compito arduo stamattina, tocca a me. Ma che cosa? Io sto a Via Resistenza Sì. e tocca a me. Ma mi dite che cos'è? Sì, è un pacco che vi devo consegnare, questo è tutto, non abbiate paura. No, che c'è questo pacco? Chi me l'ha mandato? Scusate. Aspettate che leggo un attimo, Sì. Non vi muovete, aspettate un attimo solo. Scusate, signor Franco, ci sta un portiere nel vostro palazzo, c'è un custode? No, c'è la guardia giurata. Ah, ok, come si chiama? Ma chi? La guardia giurata? Non lo so il nome come si chiama. Scusate, voi state casa in un palazzo e non sapete manca la guardia giurata come si Scusate, chiama? ma fanno i turno, come faccio a sapere i nomi di tutti i guardie giurati? Ma perché vi alterate? Scusate, sto facendo il mio lavoro, perché non voglio... Ti ha sto pacco, che cos'è? Non volevo disturbare voi e Sì. quindi volevo lasciare il pacco alla guardia giurata. Sì. Mo io vi posso anche dire un attimino chi lo manda, però chi me lo dice a me che voi siete il signor Francesco? Ma che cosa si tratta questo pacco? Signor Francesco, però non vi innervosite, io sto provando a spiegare, scusate un Sì. attimo, e non mi fate fare il mio lavoro. Non mi volete dire la guardia giurata come si chiama e non ve lo ricordate, vabbè, non è colpa vostra. Qui ci sta un pacco, d'accordo? Io per dirvi chi ve l'ha inviato, per la legge numero 87 12 14 Gianni Marino sulla privacy, io devo sapere che voi siete il signor Franco. Ora, telefonicamente esiste questa autorizzazione dove voi mi dite io, signor Franco, eccetera, 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 autorizzo voi, Corriere, Amazon, a aprire il pacco oppure a dirmi chi me lo manda. Allora, signor Franco, voi mi autorizzate? Aspetta, mi chiamo da mia figlia. È Dino. meglio. Dino. Ma Aspetta. prego, aprite. Voi pare che mi mettete paura. Vediamo un pochettino. Marino si ci risponde. No, Gioà, scusa. Vediamo un pochettino, tutto in diretta. Vediamo se Rino ci risponde. Io non lo so, guarda, quello si incazza pure. E uno c'è chi fa una cosa per no. Attenzione. Pronto? Sì, signor Rino, buongiorno a voi. Voi siete il figlio del signor Franco? Sì. Buongiorno. Agite già arrivato buongiorno e voi manca dritto buongiorno. Sì, buongiorno, comunque ditemi. Hanno fatti famiglie proprio, guardate che siete strana. Sì, ditemi, comunque scusatemi, allora innanzitutto strano, ma chi vi autorizza a dire strano? Scusate, E allora voi che vi autorizza che uno chiama a casa vabbè, vostra? ma voi dicete strano, ma scusate, ma ci conosciamo a me pure. Ma io non ho il piacere, non voglio neanche conoscervi. Ma chi io voglio conoscere? Comunque state voi che state dando fastidio, ma sì, voi chi siete? ma quale fastidio? Io già portato un pack. Vostro padre mi dice al telefono: no, io non conosco il nome della guardia giurata. Ma voi siete giovani, siete figli. E non ci capite, ma voi e faccio pure la guardia giurata, qual è il problema? Spiegate. E come si chiamano i colleghi vostri? Scusa, i miei colleghi che non ne saccio i cognomi loro che fanno. Allora siete voi che siete disinformati. Cioè, ma io non ne saccio, comunque voi che pacco da portare. Sentite, ma innanzitutto che vi state alterando a fare? Allora, voi che pacco dovete portare innanzitutto? No, innanzitutto di chi è? Voi non vi preoccupate, se voi volete, io continuo a fare il mio lavoro e porto un pack. Se poi a 3 anni che io faccio un mestiere mio e porto un pack pure a voi, allora cerchiamo di fare persone educate. Perché qua l'educazione è alla base di tutto. Secondo voi perché Putin si sta appiccicando con chi? Perché sono scostumati. Perché chi le comunque voi questo pacco che pacco è innanzitutto? Perfetto. E allora mi dite come si chiama la guardia giurata? Io non so come si chiama la guardia giurata. No, la da sapere, io saccio. Voi vado a informare. La sicurezza, un padre anziano in casa vostra non sapete come si chiama la guardia giurata. Non lo so, ma secondo voi, cioè, ditemi un attimo, in un mondo come questo, a do belle e buone, a poco rischia che scoppia un'altra guerra, voi non sapete chi vi guarda il palazzo, come si chiama? Allora, innanzitutto non dobbiamo ricevere nessun pacco. Allora, se non dovete ricevere nessun pacco, muto in chi? Non vi preoccupate, non è un problema. Va problema. bene, arrivederci. Ma io non lo so. La preghiamo.